Il Marghine è un vasto territorio ubicato nel versante centro-occidentale della Sardegna e prende il nome dall'omonima catena montuosa. Da sempre è un punto di passaggio obbligato per gli spostamenti nell'isola e comprende i territori di 10 comuni: Birori, Borore, Bolotana, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia. Il Marghine presenta caratteristiche ambientali rilevanti, tali da giustificare l'inserimento di questo territorio nelle aree della Rete Natura 2000. Le innumerevoli testimonianze del passato raccontano questi luoghi come crocevia di popoli, cultura e tradizioni. La catena montuosa del Marghine costituisce uno dei tratti di rilievo più marcati della Sardegna. Questa, insieme alla catena del Goceano e ai rilievi di Alà dei Sardi, dà luogo al complesso montuoso più lungo dell'isola. Circa 100 km di sviluppo lineare. I sentieri presenti nelle cime più alte, da Monte Santo Padre a Punta Palai, consentono di godere di incantevoli paesaggi e spaziare lo sguardo fin verso gli altri principali rilievi della Sardegna. Il territorio tra Punta Palai, Ortakis e Mularzanoa è un'area di rilevante interesse botanico, ricca di specie vegetali endemiche. La flora del Marghine costituisce oltre un terzo della flora della Sardegna ed è composta da circa 800 entità. Da non perdere il sentiero che dalle sorgenti di Ortakis, lungo il rio Biralotta, conduce alla splendida cascata di Mularzanoa. I boschi sempreverdi di tasso e agrifoglio, talvolta, si trovano associati ad altre specie, tra cui le roverelle, il biancospino, il sorbo ciavardello, l'acero minore. Fra questi boschi, in località Badde Salighes, in territorio di Bolotana, si trova la villa ottocentesca dell'ingegnere gallese Benjamin Percy, costruttore delle ferrovie in Sardegna. Tutto intorno alla villa vi è un parco con specie arboree importate, come il cipresso della California, il cedro d'Atlante, il cedro dell'Himalaya e abeti, che convivono con le specie spontanee del territorio.
Un'altra area di rilevante interesse naturalistico è quella del Monte Sant'Antonio, tra i comuni di Macomer, Borore e Sindia, per la presenza di vasti boschi di roverella, sughere, lecci ed agrifogli, con esemplari che raggiungono dimensioni ragguardevoli. Le prime testimonianze della presenza dell'uomo nel margine risalgono a circa 10.000 anni a.C. e furono ritrovate all'interno di ripari sotto roccia, lungo la valle del Rio Sadde, in territorio di Macomer. Da qui proviene anche la famosa Veneretta, la più antica raffigurazione di Dea Madre ritrovata in Sardegna. Le sue caratteristiche geografiche e la sua posizione strategica offrirono alle popolazioni del passato ottime condizioni di abitabilità e frequentazione. Numerosissime sono le testimonianze archeologiche risalenti a epoche diverse, tanto che il margine può definirsi come un grande museo a cielo aperto. Spesso questi monumenti si ergono isolati e imponenti, come il menhir Sapedra e Taleri, in territorio di Noragugume, che con i suoi 4,30 metri di altezza domina una vasta porzione del territorio. O i circoli megalittici di Ortakis e i dolmen di Sasmogadas, a Birori, che testimoniano la profonda religiosità e il culto dei morti delle genti neolitiche. Le tombe, scavate nelle pareti della collina di Filigosa all'inizio del III millennio a.C., testimoniano nel margine la presenza della più antica cultura specializzata nell'estrazione e nella lavorazione dei metalli, chiamata appunto cultura di Filigosa. Queste si distinguono per la presenza di un lungo corridoio a cielo aperto e da un numero variabile di piccole celle dove si deponevano i corpi dei defunti. Al loro interno focolare, coppelle e letto funebre testimoniano antichi rituali legati al culto dei morti. Terra di Nuraghi, il margine, conserva ancora numerose testimonianze di questo glorioso passato, tanto da condizionarne il paesaggio, ancora oggi costellato di queste imponenti torri megalitiche, costruite durante l'età del bronzo. Torri singole o con strutture più complesse, intorno alle quali potevano sorgere villaggi di capanne. Le genti nuragiche seppellivano i propri morti nelle cosiddette tombe di giganti. Tombe collettive che nella pianta ricordano la testa del dio toro e potevano ospitare da poche decine fino a qualche centinaio di corpi. Sono costituite da un lungo corpo absidato e, sulla fronte, da 2 ali laterali che delimitano uno spazio semicircolare chiamato esedra, destinato ai vivi e ai loro culti.
Nell'area archeologica di Tamuli a Macomer, oltre al nuraghe e al villaggio, luoghi della vita, a breve distanza vi sono i luoghi della morte, 3 tombe di giganti e un allineamento di 6 betili. I betili, 3 maschili e 3 femminili, simboleggiano i principi divini, generatori di nuova vita. Il rapporto delle genti nuragiche col sacro è testimoniato anche dalla presenza di fonti e pozzi sacri, legati al culto ancestrale dell'acqua, fonte di vita. I templi a pozzo presentano una serie di gradini che conducono ad una camera interrata che custodisce la vena sorgiva, mentre in superficie potevano sostare i fedeli e deporre le offerte. Identità e tipicità sono 2 momenti salienti di un avvincente viaggio nel margine, che si racconta in un lungo cammino tra rigogliosi pascoli, mandri e greggi di riconosciuta qualità, tra sapori inalterati nel tempo, gli stessi conosciuti da antichi viaggiatori, tra pietanze, tradizione di vita in campagna e segreto dei centenari. I paesi del margine nascondono innumerevoli tesori, per buona parte ancora da scoprire, custoditi nei centri storici, nelle innumerevoli chiese ed edifici che, imponenti e silenziosi, continuano a raccontare le antiche vestigia del passato, il lavoro e la fatica dei maestri scalpellini, sos picapetres, e il cammino itinerante degli artigiani artisti. Determinante in tal senso fu da sempre il ruolo dell'architettura religiosa, nei cui cantieri circolavano modelli e si educavano maestranze. Architetture di pregio, all'interno delle quali spesso sono custoditi opere d'arte di inequivocabile valore e veri e propri tesori. Gli eventi storici e la posizione abbastanza centrale hanno fatto sì che il margine fosse sempre territorio di passaggio e incontro di culture eterogenee fra loro, rendendolo a volte ignaro protagonista di fatti importanti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Radio Sardegna, la prima radio libera d'Italia, collocata nel rifugio antiaereo alle pendici del Monte Santo Padre a Bortigali, fu la prima ad annunciare in Italia la fine della guerra, captando la notizia e divulgandola ben 20 minuti prima del più famoso annuncio di Radio Londra. Una forte cultura locale ha mantenuto intatto, nel margine, un patrimonio unico di antiche tradizioni artigianali e gastronomiche. Un percorso dagli inconfondibili profumi dei campi, dove nasce la genuinità dei suoi prodotti, che ricorda la fiera manualità di antiche arti e mestieri. Il Museo Etnografico Le Arti Antiche di Macomer è ospitato in una tradizionale abitazione dell'Ottocento,
e consente di compiere un viaggio nel passato proiettando il visitatore in un tempo lontano, quando le arti e i mestieri erano incalzati dal trascorrere delle stagioni, permettendogli di riscoprire aspetti e caratteristiche della nostra storia e di recuperare quell'antico valore dei gesti quotidiani più semplici, patrimonio di cultura, arte e folklore. Un alimento centrale della cultura sarda, e quindi anche del Marghine, è senza dubbio il pane, che non è però solo alimento, ma ciò che caratterizza il ciclo della vita umana. Il Museo regionale del pane rituale a Borore ospita i pani di diversi paesi della Sardegna e del Marghine. In un percorso che dalla terra ci porta al grano e al pane nelle sue molteplici tipologie, attraverso il racconto di un sapere millenario, arricchito di esperienze personali e tramandato di generazione in generazione fino ad oggi. Vere e proprie opere d'arte realizzate per i momenti più importanti della vita, per le feste religiose più sentite e partecipate, dove il pane è l'unico vero protagonista. Un viaggio alla scoperta dei misteri della nostra terra, un importante patrimonio ambientale, un ricco patrimonio architettonico e artistico, monumenti archeologici unici nel loro genere, un'eccellente tradizione gastronomica. Marghine, una trama infinita.